del 1672, banale dirlo. Il 1672 è però l'inizio vero della rivolta di Messina ed è un inizio legato appunto a una grande carestia, legato sempre alla difesa del privilegio di Messina di potersi approvvigionare di grano in tanti caricatori della Sicilia e in quella fase là la città addirittura dà una svolta democratica, se così la possiamo chiamare, alla sua istituzione che è il Senato. In Senato, mentre dal Cinquecento, dalla Serrata, la prevalenza dei seggi, diciamo così, era data, dei 6 seggi, era data all'aristocrazia urbana, nel 1672 si dividono i seggi a metà. 3 sono aristocratici e 3 sono cives, sono rappresentanti della, chiamiamola borghesia, anche se il termine non è preciso. Quindi il quadro in cui Messina viene restituita alla Spagna, sì, sono d'accordo con chi mi ha preceduto, va messo via. Però visto che siamo in fase di proposte che possono in qualche maniera farci inorgoglire della nostra storia, vorrei proporre di innalzare una statua a un signore che si chiamava Gigalazade Capudan Pascià. Chi è qua in prima fila capisce di chi sto parlando. Lo dico in turco, ma in effetti... In turco no, no, è in turco. Capiamo. È in turco, Gigalazade Capudan Pascià è in turco, è come lo chiamavano i turchi. Questo signore veniva chiamato dai turchi con grande rispetto perché era l'ammiraglio della flotta ottomana, diciamo negli anni 80-90 del Cinquecento, ed era messinese, perché il suo vero nome era Scipione Cicala. Scipione Cicala era messinese di nascita, anche se di famiglia genovese, era ovviamente cattolico, era stato battezzato a Messina, poi all'età di 11 anni era stato preso in mare insieme al padre dai turchi, si era convertito all'Islam e aveva fatto carriera, se così possiamo dire, nell'ambito della flotta ottomana, fino a diventare il grande ammiraglio. Questo signore però, con tutto che sarebbe agli occhi degli occidentali un rinnegato, con tutto che quindi cambia religione, cambia la sua residenza, la posta gli arriva a Istanbul, non gli arriva più a Messina, tuttavia nel 1594, quando fa una sorta di dimostrazione di forza qui nello stretto, arresta la sua flotta a Pellaro, quindi vicino Reggio, e invece di attaccare la città chiede ai messinesi che gli portino la mamma. Sì, e i messinesi prendono la mamma di Scipione Cicala, la mettono su una barca, questa storia non me la sono inventata io, l'ha scritta per prima Oliva, uno degli eruditi locali, prosecutore degli annali di Caio Domenico Gallo, eccetera, eccetera. E gli portano la mamma, loro si incontrano, si baciano, si schiaffano, come stai, come da passi, no? Quelle cose che insomma si passano. Perché dico un monumento a questo signore? Perché è l'emblema della mediterraneità di questa città. È proprio l'emblema, come si può dire, della cultura, della civiltà, di una civiltà mediterranea che caratterizza la storia di questa città per lungo tempo, fino a 2011. Dal 2012 non ascoltammo.